Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari radioascoltatori di Radio Libertà. Siamo qui con una nuova puntata di Pesca dalla rete. Per chi non lo sapesse spieghiamo perché pesca dalla rete. Pesca perché io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi la pesca. E dalla rete perché intervistiamo le socie di Rete al Femminile, che è un'associazione di donne a partita IVA. Quindi siamo qui con un'altra nuova ospite di Rete al Femminile. Un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Ci parlerà oggi di segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile Marta Perego. Buongiorno. Buongiorno, ciao Luisella, buon pomeriggio. Buongiorno, iscritta all'albo, signori, abbiamo qui un ingegnere edile Esatto. della provincia di Lecco. Si dedica alla progettazione architettonica ed energetica degli edifici, con particolare interesse per la progettazione dell'involucro edilizio e del comfort interno. Ogni progetto è unico e nasce come ricerca di equilibrio tra design e funzionalità uniti a efficienza energetica e salubrità degli ambienti per il comfort quotidiano di chi abita. È qui con noi dunque Marta Perego, che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cito apposta la canzone Ricetta di donna, interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980 è scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo, Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio e Michele Zarrillo. Buongiorno Marta, ben Buongiorno, arrivata. grazie. Partiamo con questa intervista. Nome? Marta Cognome? Perego, Città? Lecco, Professione? ingegnere edile. Che cosa fa un ingegnere edile? Progetta edifici, diciamo dalle fondamenta fino alla consegna delle chiavi. E cosa non fa? Non costruisce progetti impossibili. Da quanti anni sei in Rete al Femminile? Quasi 5 ormai. Perché sei in Rete al Femminile? Ma perché con questa associazione ho conosciuto altre professioniste che come me credono nella condivisione delle idee, delle esperienze, delle competenze, ci si sostiene a vicenda e poi quello che mi piace è che ognuna ha una propria professione, quindi c'è un bello scambio di esperienze. E di sinergie, è vero, è vero. Qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? Determinazione? So, Sicuramente. lo chiedo io a te. Per me sì, sicuramente la determinazione. E tu sei molto determinata. C'è un termine che tu usi spesso sul tuo sito che è www.martaperego.com al posto di sostenibilità. Qual è questo termine? Sì, allora sostenibilità è un termine ormai molto utilizzato, da un significato anche molto ampio. Diciamo che io per darne un po' una mia declinazione preferisco solito utilizzare, responsabilità piuttosto che approccio responsabile, proprio per declinarlo anche nell'impegno soggettivo di ciascuno. Può essere declinato poi in vari aspetti, sia nella tipologia di progetto, nell'uso di materiali, nell'obiettivo che ci si pone con un progetto nei confronti del cliente, piuttosto che proprio degli ambienti, anche insomma a seconda del contesto in cui si lavora, ecco. Certo, poi nel vostro settore è molto importante sia il riciclo, sia la materia prima che nasce poi dal riciclo, no, quindi Certo, a livello di materiali intendi? certo, certo, Sì, certo. certo, i materiali chiaramente danno poi quello che è la resa estetica, non solo di tutto un progetto, quindi sicuramente è molto importante la scelta dei materiali, scegliere anche lì in maniera sostenibile, quindi a maggior ragione usiamo Responsabile. responsabile, esatto, stavo arrivando lì, è molto importante sia
in diversi aspetti. E poi integro molto la scelta dei materiali nel mio lavoro, quindi sia per quello che può essere l'utilizzo di materiali con parte di materie prime riciclate e riciclabili, piuttosto che materie prime naturali, legno, paglia, riso, quant'altro, piuttosto anche che materiali che siano, appunto, in questo caso possiamo dire rispettosi nei confronti di chi poi vive un certo ambiente, quindi che non rilascino sostanze tossiche, piuttosto che altre insomma caratteristiche che magari non siano, ehm Caspita, anche il riso. anche il riso, sì, ci sono Mamma mia. aziende che partono dalla materia dalla paglia e dalla lolla di riso, come anche poi la canapa o altre fibre Certo. vegetali. Interessantissimo. Ascoltandoti mi viene spontaneo chiederti una cosa a questo punto, ma da piccola cosa volevi fare? Ma allora, a dir la verità, tutt'altra cosa. Ecco. Tutt'altra cosa. In realtà è una cosa a cui ho ripensato in questi ultimi anni, perché poi ho intrapreso, insomma, questa strada dell'architettura, ingegneria, insomma, delle costruzioni e me ne ero quasi dimenticata. Io in realtà quando facevo le scuole medie bisognava scegliere poi le scuole superiori, come tra l'altro in questo periodo, Eh sì, infatti. desideravo andare a fare la scuola per pilota di aerei, addirittura, che è tutt'altra cosa rispetto a quello che faccio adesso. Sì. Poi in realtà insomma, poi rispetto a oggi che ancora ci sono un po' questo tipo di problematiche, però parliamo ancora di qualche tempo fa. Sì. Quindi poi alla fine i miei genitori non mi hanno mandato perché l'istituto tecnico era quasi unicamente maschile e allora ho fatto un liceo scientifico di base. Solo che poi quando in quinta scientifico, insomma, c'era da scegliere il proseguo, mi son resa conto questi ultimi anni che questo cosa del pilota di aerei non mi è più venuta in mente e Quindi quindi si vede che poi dovevo intraprendere adesso quest'altra progetterai un strada. aereo. Vai a casa e progetti un aereo. Quindi sì, in realtà questa è quella cosa che è rimasta un po' da quando Comunque ero più piccola. beh, io da piccola volevo fare agraria. Mia mamma ha detto: "Guarda che hai paura degli animali, non è il caso che faccia agraria." Quindi in campagna magari ti Ecco, in saresti un po' campagna trovata no, in io avevo da piccola difficoltà. avevo paura anche dei cagnolini, adesso, sembra un'eresia perché adoro gli animali, però da piccola avevo un po' paura essendo una bambina di città, ma noi vi vogliamo sorprendere con un po' di dati. C'è un'indagine, l'universo femminile nell'ingegneria italiana, un'indagine del 2023 del Dipartimento Centro Studi Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ci dà dei dati sorprendenti perché, limitatamente, alle lauree di primo livello, le classi di laurea del settore civile, in particolare le scienze tecniche dell'edilizia, risultano le classi a più alta vocazione femminile. Tanto che poi il 46,1% dei laureati triennali della classe di laurea scienze tecniche dell'edilizia e il 30,3 di quelli in ingegneria civile e ambientale è di genere femminile, signori. Questa è una notizia fantastica, vedi? C'è un'inversione di tendenza. Questa proprio Sì, è la nel fonte. settore sì. Sì, la fonte è, scusami, Elaborazione Centro Studi CNI, Consiglio Nazionale Ingegneri. Quindi tra le laureate magistrali le donne si confermano la maggioranza tra i laureati della classe di ingegneria edile. Poi ci sono anche altri dati, eccetera, anche nell'ingegneria biomedica, no, forse, meno nell'ingegneria probabilmente meccanica ed elettrica, dove al contrario la quota di donne è appena superiore al 10%. Bisogna un po' smarcarsi però da certe convinzioni sugli ingegneri, anche quando si pensa che siano quadrati, perché ve lo devo dire, prima di iniziare la diretta ci siam fatte delle grosse risate, simpaticissima, non è vero che gli ingegneri sono quadrati, quindi da dove si parte a lavorare su un progetto architettonico complesso? Allora beh, è un progetto, come dici tu, complesso, è un percorso impegnativo. A me piace, usare un'espressione che mi sono un po', così figurata in questi anni di lavoro, così mi è proprio venuta questa espressione che io chiamo innamorarsi di una suggestione. Poesia a livello puro, poi dicono che non sono Gli creativi, è ingegneri. poesia a livello puro questa, vabbè. Innamorarsi di una suggestione, perché proprio,
quello che può stare alla base poi insomma, del desiderio di intraprendere un percorso anche di un intervento, di un progetto che, diciamolo, non solo a livello, di risorse, ma anche proprio a livello di impegno personale, cioè a seconda poi del tipo di intervento, però ci vuole un certo impegno, anche una certa costanza nel seguire i lavori, i progetti, le cose. Quindi quello che a me piace è proprio questa espressione, perché all'inizio bisogna, cioè sia come progettista, quando vedo un luogo che sia o un terreno per fare una nuova costruzione, piuttosto che un appartamento, un ambiente per un restyling, c'è sempre qualche spunto che ti rimane, che poi, insomma dà un po' luogo a questa prima visione del progetto, dell'idea progettuale. La sfida è poi all'inizio, comunicarla al, diciamo, cliente, insomma, che poi Certo. dopo per certi lavori si creano sempre anche un tipo di rapporto, anche se si va d'accordo anche un po' oltre, perché poi il lavoro è anche tanto che si condivide. Comunque una prima sfida è riuscire a trasmetterla e poi, portare avanti tutto il lavoro, il progetto, restando anche, insomma, fedeli con tutta la parte tecnica, burocratica, amministrativa, ma poi arrivare alla fine che, insomma, un po' di questa visione, di questa suggestione ci sia veramente, quindi Bellissimo, che bello. esatto. Infatti anche per questo spesso, anzi ormai anche sia io che un po' col mio studio, all'inizio cerchiamo sempre di presentare queste idee con magari degli schizzi, dei disegni volutamente meno definiti e meno tecnici, proprio per così, Trasferire trasferire un'idea un'idea, una proprio, sensazione che è certo. quella che poi si vuole portare in quel progetto. Quindi tutta la creatività sta Esatto, lì, sì. in quel Poi noi momento. come Cioè parte progettisti dalla ci dobbia creatività, sì. è inutile. Poi noi ci dobbiamo prendere carico poi anche delle Chiaro. parti più tecniche, noiose, burocratiche, però Beh. cerchiamo di farlo noi e portare avanti poi coi clienti quello che dà poi vita a Ma quanto questa sei innamorata del tuo lavoro? di certe parti per Ah, niente. okay. Altre quando insomma c'è proprio da il bello è anche quando appunto, m'è anche capitato di recente, una villetta, si fa questo sopralluogo così e si dice: "No cavolo, sono uscita da lì dicendo proprio no, qua quello che non funziona in questo soggiorno era insomma una certa disposizione di alcune pareti". E infatti poi da lì è nata poi un po' tutta la base di progetto, diciamo, su cui Certo. lavorare. Quello poi è il bello, anche riuscire poi appunto a portarlo a Approfittare magari termine. di un Sì, difetto per avere una visione laterale esatto. diversa, out of the box, come si dice adesso. Sì, esatto. Senti, e Mh-mh. quindi dove andiamo? In mare o in montagna? Montagna. Vabbè, ma tu Io sono verso la montagna, lago giochi in montagna. casa, sulla Gioco in montagna giochi in montagna. casa, va bene. Poesia o prosa? Prosa. Rock o musica classica? Classica. Oh, finalmente una che ha risposto musica classica, wow! Colore preferito? Verde salvia, almeno in questa Bellissimo. fase. Vabbè, giustamente, sta benissimo con l'oro poi tra l'altro, vero? Verde salvia con l'oro Sì. sta benissimo. A me piace anche col rosa antico, Ah, verde salvia, bello, molto bello. delicato, diciamo. Bello, bello, molto bello. Mh-mh. Numero fortunato. 207. Allora, adesso ve la spiego facile facile. 207 perché è anche il numero di un suo progetto, no, Esatto. e non solo il numero 9, tra l'altro anche quest'anno, insomma il 2025 fa 9 la somma dei numeri, è l'ultimo numero, ha una cifra che in numerologia, insomma, ha un valore molto, importante perché è il più alto, insomma indica un po' che hai vissuto, hai imparato e sei impegnato, insomma, a vivere la vita in modo significativo, consapevole e ti stai ponendo degli obiettivi gratificanti e il fatto che 207 sia il numero del tuo progetto è di Esatto. ottimo auspicio, quindi ti auguriamo davvero il meglio per il tuo meraviglioso progetto. Senti, segno zodiacale. Capricorno. Eccolo! È lì tutta la determinazione allora. Bellissimo segno, Vediamo. bellissimo segno. No, lo dico perché mia figlia è del Capricorno e quindi Lo io sono una conosci? fan sì, sì, sono una fan del segno del Capricorno. Citazione preferita? Allora, c'è una citazione che
da anni che mi è sempre rimasta in mente, credo sia di Einstein forse, Sì. che diceva che se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi, passerà la vita a credersi stupido, è abbastanza Certo. nota come Certo, citazione. Però certo. quando l'avevo Beh, insomma preciso sentita in proprio. una certa occasione mi aveva particolarmente mi è Certo. particolarmente rimasta impressa, quindi Certo. ogni tanto in certe situazioni torna in mente e dici: "Vabbè sì, effettivamente ogni Che tanto vale calza a ambo i lati, pennello". perché è vero che lui passerà l'intera vita a credersi stupido, ma anche noi abbiamo fatto un errore di valutazione evidente, quindi lei che non si può permettere errori di valutazioni tiene ben precisa questa frase. 3, 3 non 4, 3. 3 mi raccomando, non 2, 3, e sei precisissima. 3 aggettivi che ti definiscono. Aggettivi, sostantivi, quello che vuoi. 3. Sicuramente calma, sono una persona calma, però anche decisa, determinata, quando poi bisogna fare uno scatto, diciamo, Poi in c'è da avanti, bisogna quagliare, concretizzare. esatto. Allora, la cosa più difficile che sai fare? Allora, ti dirò Puoi anche ballare, puoi fare quello che vuoi, ti vedono, no, quindi quello sarebbe quindi difficilissimo perché non son okay. proprio portata Lo a vedi? ballare, Quasi no, dice non lo so neanche fare. vai, vai. No, allora, ti dico, nelle ultime settimane c'è stato un momento in cui ho proprio pensato: "Ma quanto è difficile questa cosa, come facevo a farla?" Ovvero, suonare il clarinetto. Renzo Arbore ci ascolta magari. Se qualche musicista ci Renzo ascolta. Arbore, fantastico nome. No, in realtà lo suonavo dalle elementari fino adesso era giusto penso una ventina d'anni che non lo toccavo più, poi ho smesso e basta. E di È recente m'era tornato difficilissimo. insomma questo desiderio di riprenderlo in mano, almeno rivedere insomma com'era. L'ho ripreso, E l'hai rimesso giù e hai detto: ehm "Vabbè, okay, non è cosa". quasi, Vai. quasi. Nel senso che quando mi son messa, sia proprio la posizione, cioè anche la richiede proprio anche impegno e poi anche proprio le note, insomma tutta la tecnica, io comunque lo suonavo in modo amatoriale, però mi son proprio detta: "Cavoli, difficilissimo, come facevo?" Che pure, vabbè, qualcosina suonavo. Beh, ma immagino, E quindi ho proprio fatto questo pensiero di dire: "Che cosa difficile." no, e noi andavamo in tilt con il flauto alle medie o con la melodica. Ma te la ricordi la melodica? No, io la Era melodica non l'ho mai bruttissima anche da avuta. perché sei più giovane, Eh. sei più No, forse giovane. noi suonavamo il flauto, quindi suonando il clarinetto, Io so non che ho avuto avevo 'sto strumento che difficoltà era su quello. inguardabile, che era la melodica, che è una roba orrenda. Va bene, allora non l'hai portato il clarinetto, non ci fai una suonatina? No, non l'ho portato. Torni quando sei Mi pronta e preparerò. ci fai la sigla Sì, della trasmissione. Bene, sì. un sogno ricorrente. Oddio, in questo momento non ho proprio un vero e proprio sogno Vabbè, ricorrente. Se devo dire, ogni tanto ho la sensazione come di aver sognato uno stesso luogo magari, o una stessa cosa, ma non saprei focalizzare. sognavi la radio La radio, magari e la il radio adesso clarinetto. adesso magari cambierà il sogno ricorrente. Va bene, allora se adesso ti dicessero: "Parti", dove andresti, cosa faresti? No, un bel viaggio Ecco. ci starebbe bene. Dove, dove? Ehm, in Europa tipo Portogallo, che è un po' che Mh-mh. ci vorrei andare, o se no qualche paese, orientale, tipo Giappone, insomma queste 2 scoprire un po' settimane una via, lontano cultura da diversa. tutti, eh? Sì, son luoghi gettonati ultimamente però, non essendoci Vabbè. stata. Allora, parliamo un attimo di uguaglianza di genere, abbiamo un po' affrontato prima l'argomento. L'uguaglianza di Sì. genere rappresenta un obiettivo cardine sia dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, sia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E se in termini quantitativi c'è qualche segnale incoraggiante, quando si analizzano poi i dati relativi alla retribuzione, perdonate, percepita, le differenze di genere emergono in tutta la loro criticità. Una laureata che lavora nel settore dei servizi tecnici e scientifici guadagna in media il 26,2% in meno rispetto ai colleghi uomini. È un dato insomma del 2020. Valore che ci colloca agli ultimi posti in Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa ci puoi dire a tal proposito? Tu Sono tematiche che sono sempre attuali, sempre all'ordine del giorno. Mhmm,
diciamo che, lavorando nella libera professione è forse, un po' più difficile percepire un vero e proprio, Gap, gender gap, certo. perché comunque magari c'è meno un confronto, a parità di ruolo, magari in una stessa realtà lavorativa. Però confrontandosi anche con altre colleghi, poi faccio parte anche di un'altra associazione, femminile che raduna, laureate in ingegneria e architettura, non solo libere professioniste, qualsiasi diciamo poi tipologia di Certo. impiego, sono temi comunque ricorrenti all'ordine del giorno. Sicuramente ci sono realtà in cui, magari è un po' più accentuato, altre meno. Però Certo. sicuramente sempre da tenere attenzionato. L'altro giorno eravamo in riunione con le socie di Rete al Femminile Milano e, una, socia ha portato la sua testimonianza e diceva che quando è commercialista, no, diceva che quando è insieme al suo socio dicono il dottore e la signora. Dice: "Anch'io sono allora dottoressa". Eh sì, Quindi anche diciamo anche da te? Anche sui su cantieri è un po' un classico come sì? Mh, racconto una o, narrazione frequente, non anche so se arrivi con la l'elmetto tutto io adesso insomma le persone con cui lavoro bene o male mi conoscono, quindi però comunque anche da racconti di mh. colleghi, insomma il classico è si risponde al telefono e diciamo la persona che sta chiamando pensa di parlare con la segretaria dell'architetto piuttosto che la segretaria o la collaboratrice, se di solito segretaria dell'architetto, No, mi dell'ingegnere di collaboro da turno, sola, quindi grazie. C'est moi, o c'est anche in moi. cantiere c'è l'architetto, l'ingegnere E e la la signora? signora, oppure signorina se magari non Beh, sì. sanno bene identificare l'età, No, allora vanno anche su perché tu signorina. sei giovanissima, ma sembri ancora più giovanissima, quindi proprio sembri uno magari dice: "Magari non è ancora laureata, è giovanissima", perché sembri Eh, giovanissima. Lo sei anche? sì, monissimissima però. I tuoi hobby, raccontaci i tuoi fantastici, meravigliosi hobby. Ma quando ho un po' di tempo mi piace abito a Lecco, quindi tra lago, montagna, quindi mi piace semplicemente, uscire una passeggiata o in bicicletta, principalmente faccio quello. Adesso Ecco. poi, come raccontavo prima, voglio riprendere un po' lo studio del clarinetto, quindi penso che, se inizierò magari a prendere qualche lezione, poi nel tempo libero mi dedicherò anche un po' a quello. È inutile, chi vive a contatto con la natura vive una vita più serena. Secondo me gua aprite le finestre, vedete il lago, io apro le finestre e vedo il tetti di mia vedo anche uno skyline meraviglioso, ma E ve una bella camminata anche, insomma, non per forza di troppo lunga, però insomma anche, uhm, nascono sempre idee, pensi insomma fa sempre ah bene sì, una è passeggiata vero. nel verde o sul lago o comunque un po' all'aria aperta. Sì, sì, Non è vero, sembra, ma so stimola no, molto no, è anche vero, pensieri, idee e quant'altro, è quindi vero, è vero, è vero. aiuta. Dicono anche quando si ha il blocco dello scrittore, no, ad esempio, prendere, uscire a fare una bella passeggiata, correre in bicicletta, fare qualsiasi altra cosa, distrarsi completamente da quello che è il blocco, no, quello che ti limita per Mh-mh. avere una visione, come, piace dire adesso, out of the box, comunque avere una visione diversa, avere e trovare un'ispirazione, perché l'ispirazione arriva. Arriva, si trova, ma non sempre si deve cercare, deve arrivare. Allora, dove vorresti vivere? Allora c'è una città che è Londra, che mi è rimasta un po' nel cuore perché ci ho studiato 1 anno, quindi al di là di altri posti magari che possono piacermi, però lì diciamo che c'ho lasciato un pezzetto di cuore, quindi non Mh. si sa mai che magari in futuro Qual è il tuo rapporto con i social? allora, sono sui sì, L'entusiasmo? non è massimo. Insomma, No, nel senso che vabbè adesso in questi ultimi anni non lo sto usando più che altro un po' per Mh, lavoro, per sono sia su LinkedIn che su Facebook e Instagram, comunque, facendo anche un lavoro insomma in cui la parte visiva è molto importante, che sia di disegno, di fotografia, di immagine. Mi piace anche insomma pubblicare un po' immagini di progetti, di lavori, di suggestioni, come dicevamo, così per condividere un po' il mio lavoro. La parte diciamo più personale, così di svago, l'ho un po'
lasciata. Ma no, ma è giusto, Però secondo me è giusto usare i social per cose di esatto, lavoro, sì. per il resto c'è la vita fortunatamente. Una cosa che detesti. Che detesto? Sì, se Ehm, c'è sì, una cosa che oddio. detesti. Sì, sì, beh, ce Okay. ne sono. Sicuramente una cosa è sono quegli atteggiamenti delle persone quando vogliono proprio si impuntano diciamo, son troppo predominanti e allora poi insomma, vado un po' anche in contrasto con la mia Eh sì. personalità, quindi poi faccio fatica. Un'altra cosa anche è quando, ehm, la mancanza di cura, diciamo così, anche nelle piccole cose. Tante volte, che ne so, anche vedi fare un lavoro o una sistemazione anche, che ne so, del condominio dove ho l'ufficio e dici: "Ma cavolo, bastava così poco per farla come si deve, manca sempre un Ah, non ti pezzettino, chiedono una manca consulenza sempre". quelli del tuo condominio, scusami? Sai che le riunioni di le assemblee di No, vabbè, condominio son sempre un tema delicato. lasciamo stare le assemblee del condominio. Quindi Allora, vabbè. che se no ci inalberiamo tutti. Una cosa che ami. Sicuramente camminare all'aperto, in montagna, sul Vabbè, ma le piace lago. vincere facile, però con Sì. queste risposte perché cioè, posti Sì, meravigliosi sono sì. i tuoi, dai. Allora, una cosa guarda ti devi concentrare qua, Eh. devi essere bravissima. Una cosa che ti fa ridere. Allora che oddio, ridere proprio a crepapelle non saprei dirti. Una cosa che mi fa, diciamo, sorridere, ma in senso positivo, bonario, mi pia cioè, così mi piace molto anche quando sono in mezzo alla gente osservare i comportamenti e quindi poi ci sono magari certi comportamenti, certi modi di relazionarsi che mi fanno sorridere, però in senso positivo, Vabbè, ecco, ma non non è una di cosa critica, negativa. capito? Una volta un'altra socia diretta femminile ha detto: "Io mi metto a ridere quando vedo le persone che cadono", cioè bisogna essere anche onesti nella vita. È vero, ma non è una cosa negativa per forza ridere, vuol dire che sei un'osservatrice silenziosa e sai chi Mh. fa questo? Chi? I comici e gli Vabbè. attori sono degli osservatori attentissimi della realtà e fate attenzione perché poi dopo molti personaggi finiscono nelle storie, nelle È narrazioni, vero. finiscono nelle interpretazioni degli amici che fanno questo lavoro e quindi regia vai con la risata. Allora, come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo nel vivo delle trattative. Oggi Mh. parliamo con te, Marta, di architettura, design e del rapporto tra estetica e funzionalità negli ambienti domestici. Partiamo subito con una domanda diretta. Secondo te, quanto incide il gusto personale nelle scelte architettoniche? Sicuramente ha un impatto importante, sia diciamo, soprattutto da parte del progettista, poi Eh. anche da parte del cliente o di chi insomma fa anche un po' il diciamo il fai da te, giustamente poi alcune cose si fanno anche in casa. Sicuramente è importante, dopodiché, ci sono alcune scelte, alcune sì, scelte diciamo progettuali o anche concrete che insomma, vanno poi un po' al di là del sentimento, quindi, Mh. su alcune cose bisogna anche seguire alcuni E quan aspetti tecnici, ma in senso non proprio tecnici in modo restrittivo, ma proprio anche, e quando ehm invece, tu, hai interpretato correttamente, no, il pensiero del cliente, ma il cliente pensa che tu non l'abbia interpretato perché in realtà forse lui ha le idee confuse, insomma come si esce da queste non è sempre situazioni? facile. Quindi sei anche un po' psicologa in fondo, bisogna Ma diciamo che anche questo è un tema che anche tra colleghi è abbastanza eh ricorrente, sì, no, di immagino. solito quando si è in certe fasi esce sempre la frase: "Ti tocca fare anche lo psicologo." È una frase di quelle classiche, E lo diciamo un po' quindi tutti, anche noi un editor po' delle tutti. volte lo diciamo che bisogna fare un po' bisogna essere molto sensibili, è inutile, bisogna essere molto sensibili quando si hanno i clienti, bisogna avere empatia, se no si fa un Esatto. altro lavoro e È fini le importante trasmissioni. capire qual è diciamo, l'idea, il gusto, il Certo. desiderata chiaramente del cliente, in modo da dopo
su certe scelte magari si può cercare di insistere se si ritiene che magari quell'idea o quel gusto non lo si Certo. ritiene appropriato. Poi a volte magari si possono anche solitamente si parte magari da più idee iniziali. Di solito il cliente dà una sua prima idea, poi come progettisti magari si parte da un'idea completamente diversa, giusto per avere dare la propria impronta, poi lavorandosi le cose poi si fondono anche Adesso, spesso. uscendo completamente dall'esempio del tuo lavoro, no, ma Mh. capita, no, che quando, non so, si va dal parrucchiere con una Eh. foto, dice: "Li voglio così", e il parrucchiere proprio si mette le mani nei capelli, dice: "È impossibile, qui ci sono le luci, qui c'è questo, qui c'è quell'altro, tu poi non hai questo ovale, non ti starebbe bene". Capita anche a te Oppure che quando lo fai in salone è un conto, quando esatto, poi poi lo lo devi devi rifare a fare a casa. casa, ecco. Ma vedi che abbiamo centrato proprio la discussione. Ma, è capitato magari qualcuno arrivi da te: "La voglio così, la voglio così", tu dici: "Ma che c'azzecca?" Cioè magari ti fanno vedere una cosa che non c'entra niente e Sì, può sì, capitare, in può quel capitare. caso Sì, om. o comunque, cioè, bisogna riuscire a capire di quell'idea o di quell'input, Cosa cosa tenere, cosa cosa tenere, tenere, cosa cosa e come buttare, magari poi prenderlo come spunto reinterpretarlo. per riportarlo, perché Certo. anche cioè, basta ormai cercare anche su internet o insomma dappertutto, un classico, le foto dei bagni. Cioè certo, foto fatte in showroom o Eh, allestimenti è un conto, quando poi è il bagno dell'appartamento, eh. quindi bisogna poi un po' tutto Bisogna sempre un po' ricalibrarlo. mediare, insomma. Va Mh-mh. bene, senti, abbiam detto che il tuo lavoro è complesso, eccetera, eccetera. Parlaci un po' più approfonditamente del tuo lavoro, perché per noi è solo un piacere ascoltarti, quindi Grazie. a ruota libera vai, parlaci di questo lavoro Allora, meraviglioso. io appunto ho uno studio di progettazione, che chiamiamo progettazione integrata, che vale a dire, partiamo dal primo input, dalla prima idea di progetto, elaboriamo tutto quello che è la parte progettuale vera e propria, quindi di studio dell'intervento, fino a anche gli interni, i dettagli, se poi, seguiamo chiaramente la parte c'è tutta una parte burocratica Mh-mh. amministrativa di pratiche che bisogna in qualche maniera farsi carico, e poi seguo anche personalmente tutto quello che è la direzione del cantiere, la scelta, le forniture dei materiali, fino alla consegna dell'appartamento piuttosto che Certo. dell'opera, diciamo le chiavi finali al cliente. Aspetta che parlo un attimo con la nostra super regia Sveva, cioè regia Sveva. Mandiamo 2 minuti di pausa? Andiamo allora con la pausa, grazie Sveva. Okay. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Allora, l'influenza delle tendenze architettoniche nei progetti, insomma, le tendenze, le mode architettoniche, l'abbiamo già detto quanto contano, ma ripeticelo. Perché no, ma perché allora, è vero,
gli architetti, i progettisti fanno un lavoro pazzesco. Noi poi arriviamo freschi, cioè: "Non lo voglio così, perché va di moda così, perché va di moda cosà", no, poi in realtà quanto poi durano le mode, se vuoi, negli ambienti. C'è stato il periodo dove andava solo l'ottone, poi c'è il periodo adesso in cui va tutti i profili neri, eccetera, eccetera. Cioè, quanto Sì, durano le mode? Perché poi quello che ti porti in casa poi ti deve piacere, non per 2 o 3 esatto, anni, ti deve infatti. piacere per tanti anni. Quindi è giusto seguire le mode, ma restando sempre un po', insomma, non Sì, eccessivamente in è quello che ti giusto condiziona, sì, è ecco. giusto seguire quello che è ehm, il gusto anche attuale, le tendenze. Certo. Ehm, Mi viene da dire più che altro, a volte tanti, al di là magari della parte anche più estetica, però tante, caratteristiche o, tipologie di dettagli, di materiali, poi a volte si evolvono anche con Certo. alcuni aspetti magari tecnici o di sviluppo di materiali, quindi magari alcuni cambiamenti anche poi a livello di visione architettonica o estetica possono dipendere anche da quello. Poi sicuramente ci sono certe tendenze di materiali o mi viene in mente che parlavo l'altro giorno con un collega, effettivamente ad esempio su questo, ci son stati quegli anni in cui c'è stato il boom della lavorazione della plastica in tutti e quindi allora la tendenza erano tutti gli arredi, gli oggetti, diciamo genericamente in materiali plastici. Quello chiaramente è stata un'evoluzione della anche di una tecnica dei Certo. materiali, quindi a volte può essere anche seguito di queste cose. Quelli che sono più magari colori o, materiali decorativi invece magari sono un po' indipendenti magari da Certo, queste certo. cose. Però sì, sicuramente, mhmm, ecco, seguire anche sempre, diciamo, secondo me poi, anche quello che è il proprio gusto, non solo la tendenza. Poi certo si è influenzati e poi anche le scelte si fanno tra quello che offre il mercato, quindi Certo. se in base alla tendenza ci son sul mercato determinati, materiali, colori, decorazioni, diciamo in modo generico, poi uno sceglie tra quelli chiaramente. Perché Però la moda passa, ma lo stile resta. lo stile resta. Quindi insomma, comunque metterci sempre anche un po' quello che è il proprio gusto, p altrimenti poi come si dice, no, così, ma ci si stufa Sì, ci insomma, si come un po' stanca, è in tante vero. Se cose. invece comunque sei fedele un po' al tuo Mh-mh. stile, insomma io penso che adesso parliamo di un appartamento, parliamo di grandi opere, eccetera, un appartamento debba proprio pulsare della tua stessa anima, Sì. cioè deve proprio, risuonare a te e deve anche comunque avere il tuo stesso carattere. Poi è chiaro, se è una coppia deve avere il carattere della coppia, eccetera, eccetera. Insomma, comunque adesso faccio una domanda di quelle Mh. proprio Top. che se uno dice: "Ma che domanda fai?" No, facciamole invece le domande, non abbiamo vergogna di chiedere le cose che apparentemente sembrano scontate, poi in realtà non lo sono, perché poi quando ci sa siamo ci troviamo lì così diciamo: "Ma con chi devo parlare? Con questo o con quell'altro?" Allora, la differenza che c'è tra ingegnere e architetto è proprio semplice, semplice, ma adesso ce la spiega e ci mettiamo qua Me la comodi e li spiego. ascoltiamo, così quando avremo a che fare con l'uno o con l'altro sapremo chi deve fare A chi cosa. rivolgersi. Ti pare poco? No. È una delle principali regole della comunicazione, sapere a chi bisogna chiedere un'informazione. Allora, diciamo che la classica interpretazione l'architetto dà l'idea di progetto, poi l'ingegnere lo fa stare in piedi. Questo, no, un po' il classico in realtà poi non è sempre così netta la differenza, o Ecco, meglio avete ecco, visto? come tutte le cose, Ecco, la miglior risposta dipende. dipende. Perché? Perché comunque ad esempio io, anche per diciamo formazione, percorso di studi, insomma quello che ho portato avanti, ehm, lavoro come ingegnere edile, in modo molto affine anche all'architettura. Dopodiché riconosco anche proprio per esperienza o nel collaborare anche nel mio studio con architetti che anche lì per formazione, per sensibilità, per esperienza, almeno quelli con cui ho a che fare, riconosco una sensibilità magari Mh. diversa di gusto, di materiali, quindi questo. Poi, le professionalità si discostano di più quando andiamo magari su materie
specifiche, cioè di ingegneria più tecniche, più specialistiche, quindi lo strutturista, l'impiantista, sempre stando nel campo edile civile, perché poi vabbè Lo chiaramente strutturista l'ingegnere che non fa lo strutto ovviamente, no, no, lo strutturista cosa fa lo esattamente? strutturista esattamente progetta le strutture, quindi quello che è, lo scheletro che fa stare in piedi quell'edificio, che sia i pilastri, le travi, i solai in cemento armato, piuttosto che adesso c'è, molto, in via di sviluppo anche tutte le strutture in legno, piuttosto che acciaio o misto. Quindi Certo. lui va di fatto a fare i calcoli di questo. Va bene, lavoro complesso abbiamo detto, Complessissimo, sì. Mamma mia, veramente complimenti, è un lavoro pazzesco. Senti, c'è un imprenditore visionario che ti ha ispirata? Allora, più che un imprenditore visionario, diciamo che negli anni mi son così un po' sempre piaciute le architetture dell'architetto Renzo Piano. Vabbè, le piace vincere facile, Mi piace l'avevamo vincere detto, facile. quindi Vabbè, diciamo tra i okay, contemporanei, okay, essendo okay. ancora, vivente, oltre vabbè chiaramente i maestri dell'architettura, quindi quelli son sempre E cosa l'ispirazione. ti colpisce esattamente di Quello che è Renzo sempre piaciuto, Piano? vabbè, poi certo non è che si sposino al Mh, 100% tutti gli interventi, però in linea di massima, certo. quello che mi piace insomma è un po' la pulizia delle forme, dei materiali e anche un po' insomma l'approccio E e quindi è anche un po' alcuni uno stile che ti piace comunque studiare, fare, insomma sì, anche tu un sì, po' il sì. tuo stile, le linee un po' essenziali anche, no? Sì, un po' essenziale, un po' anche portare proprio, anche insomma il materiale a parlare insomma per l'architettura. Senti, vediamo, ho trovato delle citazioni, adesso vediamo se le corrispondono. Vediamo. Allora, ti ritrovi in questa sua citazione e perché, ehm, è inquinata dalla vita e dalla complessità delle cose, nulla di più vero. La vera architettura si prende carico della complessità della vita, delle dinamiche sociali. Vai. Sì, questo sicuramente. Sicuramente, dice: "L'architettura è Mh. inquinata dalla vita, dalle complessità delle cose". Sì, perché appunto, parlavamo c'è sempre, no, il il sogno, la visione, però poi quella che veramente anche secondo me è poi la vera architettura è quella che sa, da un lato prendersi carico delle complessità, sì, della vita, delle dinamiche sociali, delle relazioni, non solo prendersi carico, ma le sa anche diciamo proprio interpretare e Certo, reinterpretare. Quindi creare dei luoghi, realizzare dei luoghi, perché poi alla fine l'architettura è creare dei luoghi dove viviamo, dei certo. luoghi di vita, quindi in cui Adesso ve la leggiamo tutta la sì, citazione. vai. L'architettura è scienza, è tecnologia, è geografia, è stampa, è antropologia, è sociologia, è arte, è storia. Tutto si riunisce. L'architettura è una sorta di miscuglio prefabbricato, un miscuglio incredibile. E tra l'altro l'architettura è anche un'arte molto sporca, nel senso che è inquinata dalla vita e dalla complessità delle cose. E poi ne abbiamo un'altra di citazione: un architetto è un Mh-mh. costruttore. Naturalmente è più di un costruttore, deve essere un combattente, deve essere anche un poeta, deve essere un veggente, ma deve essere un artista, ma ovviamente deve essere un costruttore. Tutto inizia con questo, poi ripeto, mi venite a dire che gli ingegneri non sono poeti, gli ar cioè o gli architetti, ma quanta meraviglia c'è nella costruzione, in un pensiero creativo, in un pensiero costruttivo. Cioè lei l'ha detto prima, lei da uno spazio vuoto lei ha la visione. E lei probabilmente i suoi occhi vedono cose che noi non vediamo, che i nostri occhi non vedo ma anche probabilmente nella ripartizione degli spazi, quando tu entri in una casa da ristrutturare, già tu vedi i muri che si Sì. spostano, della serie tu entri come se ma c'è un profumo di l'ho sentito? Oh, c'è un profumo Sì, meraviglioso. Ma infatti sì. scusate, approfitto per dire una cosa. Allora, visto che noi abbiamo delle telespettatrici che
ci ascoltano, no? Scusa se ti interrompo, questa Vai, cosa ci vai tengo a tranquilla. dirla. Allora, è bellissimo perché poi mi dite: "Ah, ma caspita, è velocissima la trasmissione, è bellissima, ti seguo sempre, ti seguo sempre". E una mia amica da Lecce, che saluto, ciao Maria, una volta mi ha detto: "Luisella, per ascoltarti ho bruciato le rape", quindi mi raccomando, non bruciate le rape, qui c'è un profumo di cibo Sì, è meraviglioso. arrivato un Dopo profumo. scopriamo da dove arriva. Comunque è meravigliosa. Andiamo Meraviglioso. avanti, quindi torniamo su questa citazione di Renzo Piano. Vai. Dopodiché io son sempre ingegnere, quindi lascio Sì, beh poi certo, ai chiaro. veri architetti quello che è tutta la Va loro bene. sfera, non che non sia mai che Nessun sia architetto sarà malinterpretato. No, comunque sì, mi viene in mente insomma quello che dicevamo prima, di partire da una visione, dell'innamorarsi di una suggestione e poi però alla fine a me poi piace anche molto, avendo lavorato anche direttamente sui cantieri, la parte proprio concreta, costruttiva, quindi, l'architetto, il progettista in generale è anche veramente un costruttore e anche un combattente, perché dicevamo prima, mh, cioè tante volte cioè sempre anzi, le idee vanno comunque, certo, è magari chiaro. ristudiate, riviste, reinterpretate, adattate a quello che è poi il percorso di È un progetto, work in però progress insomma, bisogna, se si certo. crede veramente in una certa base di progetto, portarla avanti. Certo. Senti, quali sono gli elementi chiave Mh. per progettare un ambiente ben illuminato? Io so che Mh. tu hai proprio questa passione per la luce, Ma, per te è sì, vabbè, focale, è mi piace fondamentale, ma tanto ci la luce mancherebbe. naturale. Ecco. Penso, vabbè, di non dire qualcosa di raro. No, beh, però Però, quindi vabbè, io amo moltissimo gli ambienti con tanta luce naturale e da questo poi, nasce tante volte la necessità poi di progettare anche la luce naturale, nel senso di, quando magari è abbondante, andare a studiare magari delle strategie anche di schermature, di attenuazione, quindi anche questa poi va molto a disegnare un ambiente certo, interno, cer oltre poi alla luce artificiale di cui non possiamo ormai fare a meno, eh beh, come anche qua. eh beh certo. E niente, su quello comunque, mi sembra molto importante, ma mi piace anche poi di un ambiente andare proprio a visualizzare, un po' a focalizzare quali possono essere i vari utilizzi, proprio di vita di quell'ambiente, per andare anche poi a calibrare lo studio Certo. della luce. Allora, c'è un'altra cosa Mh. fondamentale, no, il rapporto, chiamiamolo così, tra quello che è funzionale e quello che è estetico. Quanto conta? Perché uno dice: "Mi piacerebbe quella cosa", sì, però poi non è funzionale e non va bene. Bisogna mediare anche su questo? E O comunque funzionale bisogna tout sempre court? bisogna sempre Eh. trovare anche qui la misura. Io sono molto per il funzionare, però senza togliere a quello che è la parte, ehm, chiaramente di bellezza di un ambiente, perché comunque cioè in un ambiente, specialmente veri ambienti di vita dove Mh. trascorriamo tanto tempo, le case, ma anche gli ambienti di lavoro, ehm, cioè L'aspetto dobbiamo proprio ritrovarci, ci devono corrispondere. Quindi secondo me poi questo nasce dal giusto mix tra certo. il piacerci, ma anche il poterlo vivere, comodamente. Poi, c'è chi in alcuni casi, o anche diciamo in alcuni casi magari si sacrifica un po' dell'uno o un po' dell'altro a Certo. seconda del risultato, però tendenzialmente, L'aspetto funzionale gli estremi io sì, ma cerco di perché evitarli. Poi c'è sicuramente chi magari interpreta un progetto certo. diversamente. Sì, perché poi in realtà l'aspetto funzionale è vero che poi cambiano magari anche le tecnologie, le cose, eccetera, Mh. ma l'aspetto funzionale è quello che ti resiste Anche un se po' di poi più, tante insomma. volte magari quello che dà quel carattere, quel risultato, magari è proprio quel dettaglio, chiamiamolo estetico, ehm, che magari può sembrare puramente un dettaglio, però alla fine magari dà quel tono, Certo. quel Del grinta, carattere, quel certo. carattere esatto a quell'ambiente che di per sé magari non ha proprio chissà quale funzione, però allo stesso tempo, ehm
mi dà insomma Certo. la sostanza. Beh, è chiaro, ma come immagini, ad esempio, la tua professione o la tua vita tra Mh. 5, 10 anni? Londra, Domanda da coach. Londra, Londra, studio e Oddio, così progettazione in così Londra. vicino non lo so, questo non l'avevo Beh, pensato, 5, però 10 anni 5 insomma, no, non ma son no, pochi. 10 non sono proprio pochi, Esatto, insomma. infatti allora negli ultimi 10 Va anni bene che sei ne son giovanissima, però quindi son sempre 10 son anni. sempre 10, non sono Eh, pochi. e Chissà infatti tra di 10 10 in anni il tuo 10 lavoro come sarà cambiato, chissà come cosa sarà proprio prevedi in generale, in in generale con generale. l'intelligenza artificiale anche su Anche sì, tante cose. già in parte cioè, a seconda poi insomma chi più chi meno, però già è E tu entrata, che sta rapporto hai con entrando. l'intelligenza artificiale, se la usi, eccetera? Non tanto. Sono ancora un po' Su chi va sul là, chi va là, su chi va là. esatto, sullo Hai studio. Per alto ora là chi va sono là. nella fase bisogna imparare a fargli le domande giuste. Sono un po' in questa Questa è fase. una grandissima verità. Questa è una grandissima verità perché lei non è intelligente, lei fa un abbinamento di Mh-mh, parole, di informazioni, eccetera. Intelligenti siamo noi, come giustamente dici tu, a fare le domande mh-mh. giuste. Chissà se anch'io sto facendo le domande giuste, quindi Quindi la domanda è: qual è la sfida più grande nel tuo lavoro? Oltre ovviamente non far far stare in crollare le piedi quello cose. che costruiamo. Esatto, Beh, vai. questo già insomma, Questo è già importante questo già è direi. importante, ma lo diamo come Sì, il minimo minimo sindacale, sindacale, esatto. vai, minimo sindacale, vai. Ehm, allora prima hai fatto quella citazione di Renzo Piano, dicendo che, l'architetto non è un semplice costruttore, allo stesso tempo un combattente, come dicevamo, ma poi, il progetto porta con sé tutta anche quella parte di poesia, di arte, Che meraviglia. di vita proprio, e quindi la cosa insomma anche più che dà anche più soddisfazione, e allo stesso tempo, anche la sfida più grande è riuscire a fare un progetto che non sia, chiamiamolo tra virgolette, "il compitino", ma Certo, proprio che porti, la valore vita anche. di quel progetto, che di quell'ambiente, di quella non lo so, Sì, perché ehm, tu praticamente quella che segui porti quella parte di vita, come dicevamo prima, di dinamiche sociali, di relazioni, di semplicemente stare bene in quel luogo. certo, perché Questa è la nella sfida più complessità grande. del suo lavoro, lei parte dallo spazio, no, vuoto che lei ridisegna con questi suoi occhi tipo laser che vedono delle cose che noi umani non vediamo, okay, e lei praticamente la complessità è perché tu parti proprio dalla visione che hai alla consegna delle chiavi. Cioè tu porti poi le persone ad abitare, lo spazio che tu hai Difatti creato. Questa è una cosa infatti, bellissima. non so, c'è state insomma delle occasioni dove anche di recente facevo questo pensiero, che cioè, l anche insomma, quando si dice vabbè l'ingegnere inquadrato, però di fatto vabbè poi chi più chi meno a seconda poi del settore diciamo, dell'attitudine. Però in realtà, io ho sempre visto anche questo, cioè anche proprio nel lavoro, chiamiamolo proprio di progettazione, al di là di architetto, ingegnere, designer, insomma, veramente c'è tutta quella complessità di partire da, chiamiamolo, una visione fino alla la chiave consegnata, Certo, chiamiamolo così, 2 inizio e fine. E di mezzo, bisogna mettere in fila tutti i passaggi, che siano più creativi piuttosto che più tecnici, per arrivare lì. Quindi anche questo sicuramente è una grande sfida. comunque io devo dire una cosa, che dobbiamo un po', smarcarci da questi convincimenti, Convince insomma da queste cosa. Non è vero che gli ingegneri non sono creativi, anzi tutt'altro, l'abbiamo detto, lei da uno spazio vuoto, lei vede la ripartizione degli spazi, le cose, muri che che si ergono, eccetera. Ma c'è una cosa anche carina che mi piace ricordare, io che arrivo dal teatro e amo il teatro, al Politecnico di Milano, c'era proprio un spazio teatrale che era il Teatro delle Biglie, gestito da William Medini e Riccardo Mazzarella, e Riccardo Mazzarella gli mando un saluto, un super mega abbraccio, e loro praticamente gestivano questo spazio Mh. teatrale proprio per i ragazzi, no, che, studiavano all'università. Venivano fuori degli spettacoli che eran di una meraviglia e di un poetico. Perché? Perché nel momento in cui vai a sollecitare un certo tipo di lavoro, dentro in ognuno di noi c'è la meraviglia, c'è la creatività, c'è la poesia, e come lei
la disvela questa sua poesia nella prima immagine che ha nella sua visione, no, non è detto che non abbiano anche un carattere, a parte che tornando al discorso prima dell'attento osservatore, lei ha già le basi per essere una grandissima attrice, ecco. Però veramente c'è questo, non è vero che non sono creativi Beh, nella comunque maniera più se ci pensi, assoluta. cioè al di là del settore delle costruzioni, ma tutta quella che è l'ingegneria, la meccanica, cioè tutta quella che è l'evoluzione anche tecnica, certo poi passa tutto da uno sviluppo tecnico-tecnologico, ma se non c'è la creatività di un'invenzione, di un'intuizione, di, anche tutte le nuove tecnologie che man mano nascono, si sviluppano, per forza nascono da un'idea, da un Per lampo di forza, genio, da certo. un'intuizio Dal da lampo di genio, chiaramente poi certo. c'è dietro uno studio, però, Beh, chiaro, ovvio, perché sennò possiamo da lì al massimo nascono, possiamo giocare con Lego, se dietro non c'è Eh, lo studio, eh. eccetera, possiamo giocare con Lego, fare disegnare la casettina sul foglio. Va bene, io direi che possiamo fare questo stacco e quindi vai regia con la Mission Impossible. Adesso abbiamo Eccoci di nuovo qua. Adesso Marta ti devi impegnare a dare i 3 I nostri consigli consigli. ai nostri radioascoltatori. I 3 consigli ai nostri radioascoltatori, vai. Scusa un secondo, quanti minuti abbiamo ancora? 1 minuto. Un minuto. Super mega Allora, velocissima, più veloce della luce, riassumiamo quello che vai! abbiamo già Vai, vai, detto. vai. Quindi, Consiglio numero 1. 1 direi: trova il tuo stile con equilibrio, quindi non esagerare, non accumulare, però trova comunque il tuo stile. Consiglio numero 2. Non seguire ciecamente le mode, ma sempre a tuo gusto, però comunque, guarda anche insomma quali sono le tendenze. E il terzo E consiglio? il terzo, lampo. Il Cosa terzo. dicevamo prima? Beh, io direi non solo estetica, ma anche, comfort, funzionalità, tutto quello che è, sempre tutto lasciando spazio Abbiamo anche pochissimi secondi, vai con la tua ricetta di donna di per i donna nostri nella professione. radioascoltatori. Ma io dico sempre, al di là di donna, uomo, non per dire magari qualcosa di banale, di già detto, però, facciamo tutti quello che desideriamo fare, portiamolo avanti Ma con e molta determinazione. determinazione, che è la sua parola chiave, e quindi noi vi salutiamo, Grazie a tutti per averci grazie. seguito, grazie Luisella. Torna con i tuoi prossimi fantastici, meravigliosi progetti, torna a raccontarci Volentieri. cosa fai e se andrai a vivere a Londra, chissà, magari, non lo Magari. so, te lo auguro con tutto il cuore. Vi salutiamo, vi auguriamo buona radio e a prestissimo. Ciao. Ciao, buon pomeriggio. Avete ascoltato